Siamo a Pula, in località Sustangioni Foggi. È un fiume che si riversa in mare davanti all'isola dove è situata la torre di San Macario. Tutta la struttura è datata, è un vero peccato. Questa passeggiata che costeggia tutto il fiume è molto precaria e ha bisogno di una buona manutenzione. Era un po' che non uscivamo a farci un giretto con il camper ed è sempre bello scoprire nuovi posti anche vicino a casa. La torre di San Macario sorge sull'omonimo isolotto posto di fronte alla punta Santa Vittoria di Pula, anch'essa costruita dagli spagnoli alla fine del Cinquecento per combattere le incursioni dei pirati saraceni. La torre di San Macario è a circa 15 metri sul livello del mare e ha una forma troncoconica. L'ingresso della costruzione è situato a circa 6 metri dal piano di campagna e consente l'accesso a una camera a pianta circolare con la copertura sostenuta da un pilastro centrale. La fortificazione di origine spagnola risale al 1595 e sorge sull'isolotto di San Macario, occupato in precedenza da un monastero bizantino. Essa era dotata di un sistema difensivo capace di rispondere efficacemente al fuoco navale, proteggendo tutto il litorale antistante. Da qui il suo appellativo di De Armas.